assolutamente sì, questa sentenza è vergognosa e non va rispettata. Pensieri e parole tratte dallo spartito di Simone Furlan, il leader dell'esercito di Silvio, movimento neonato a sostegno di Berlusconi, considerato vittima di una sentenza viziata da motivi politici. Pensiamo che ci sia stato un golpe giudiziario, lo abbiamo detto in maniera chiara. Berlusconi, imprenditore, politico e mago della comunicazione, diventa sempre più guru ispiratore. Così dopo l'inno "Meno male che Silvio c'è", ecco l'esercito di Silvio. Una squadra che ha cominciato a lavorare sui territori, a fare quello che il partito ultimamente aveva dimostrato di non sapere più fare. Questa giustizia può colpire anche te, è lo slogan con cui i radicali hanno lanciato il loro referendum per la riforma della giustizia. Berlusconi non ha perso tempo, è corso a sottoscriverli e ha indicato al suo esercito la prima missione: raccogliere entro il 20 settembre le 500.000 firme necessarie per convocare il referendum. Oggi il leader del PDL ha negato qualsiasi ultimatum, eppure proprio ieri al direttivo dell'esercito di Silvio, a Bassano, ha parlato chiaro: se la sinistra lo fa decadere, cadrà il governo. Non siamo disponibili a mandare avanti un governo se la sinistra dovesse intervenire su di me, sul leader di Popolo della Libertà, impedendogli di continuare a fare politica. Insomma, il ritorno al voto non è un'ipotesi così campata in aria e infatti Berlusconi ha già affidato la seconda mission al suo nuovo esercito. Ci ha affidato un incarico importante. Nelle ultime tornate elettorali il PDL da sempre ha avuto il problema che gli hanno annullato un sacco di schede e ha perso un sacco di voti. Questo perché non si era riusciti a costruire una squadra, come invece dall'altra parte c'è, di persone che vanno a fare gli scrutinatori e vanno a difendere il voto nei seggi. E quindi lui ha detto: cosa c'è di meglio dell'esercito di Silvio per fare adesso una squadra di 120.000 persone in tutta Italia che nelle prossime tornate elettorali vada a difendere, l'esercito difende, lo dovete fare voi, è un incarico che vi affido e vi voglio incontrare al più presto per portare avanti questa cosa.